Trovata in casa il suo decesso a un giallo, indagato il compagno di una 44enne di Ormelle, forse la tragedia è legata a maltrattamenti. A Treviso intanto nasce la casa rifugio per le donne vittime di violenza. Giallo di Cornuda, eseguita l'autopsia sul corpo del 50enne trovato impiccato nella sua casa, la verità solo dagli esami tossicologici, intanto di Sofia nessuna traccia. Due nomadi arrestati dai carabinieri per aver tentato di estorcere 50.000 euro al parroco di Preganziola, trappola per i banditi scattata domenica. Mamma di un asilo parrocchiale contro una palazzina fatiscente dove alloggerebbero sbandati e i migranti respinti dalla commissione profughi, il caso in pieno centro a Treviso. Medici di base, domani il tavolo convocato alla Regione per scongiurare la nuova raffica di proteste la prossima settimana, i timori degli utenti per nuovi possibili disagi. Mattinata difficile alla scuola primaria Manzoni di via Sant'Antonino a Treviso, l'arrivo dei bimbi, il plesso era completamente al freddo a causa di un blocco nel riscaldamento, molti piccoli a casa. Aviarie riscontrate in allevamento di Riese Pio X, intervento per evitare il contagio con altri volatili, abbattuti in 15.000 fra polli e anatre. A Bedelago stessa misura per 12.000 galline collegate a questo allevamento. Telespettatori di Antena 3, buonasera, ben ritrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca di un giallo, di una morte di una 44enne nel suo appartamento a Ormelle. È successo lunedì sera, ma c'è un'inchiesta aperta e c'è anche un indagato. Il segnale che qualcosa non quadrava c'era da giorni, da quando cioè non era stato dato il nulla osta per i funerali, perché gli inquirenti volevano vederci chiaro nella morte di Tamara Sartor, 44enne barista di Ormelle, trovata senza vita nel suo appartamento lunedì sera. Malore o gesto estremo, le prime ipotesi, ma per la procura c'è una terza via da approfondire, quella peggiore, maltrattamenti aggravati dalla morte. Per questo reato è ora indagato il compagno, proprio chi quella sera aveva chiamato il 118. I medici non avevano potuto fare altro che constatare il decesso della donna, ma a non convincere gli investigatori sarebbe la modalità del dramma. Per questo si è deciso di indagare per dissipare ogni dubbio. Nelle prossime ore verrà conferito l'incarico al medico legale nominato per eseguire l'autopsia sul corpo della barista. Da chiarire la causa della morte, se questa sia riconducibile davvero a un gesto estremo o se la donna possa essere morta a causa dei maltrattamenti che avrebbe subito. Ad appesantire il quadro alcune segnalazioni e testimonianze che riporterebbero diversi problemi tra la barista, che con la sorella gestiva il bar all'angolo di Ormelle, e il compagno. Da un giallo a un altro mistero che si infittisce sempre di più anche dopo l'autopsia, perché bisognerà attendere esami tossicologici per avere il quadro completo, è il giallo di Cornuda. Per avere le prime risposte bisognerà attendere. La morte di Daniel Pascal Albanese, 50 anni, è avvolta sempre più nel mistero, così quanto la scomparsa della compagna ucraina Sonia Melnik, 43 anni. Un giallo sempre più inquietante. Lui trovato morto impiccato nella sua abitazione, lei scomparsa nel nulla. Oggi l'esame autoptico sul corpo dell'uomo effettuato dal dottor Alberto Furlanetto. Sono stati eseguiti prelievi genetici e tossicologici per accertare se l'uomo avesse alcol o droghe nel sangue e ci fossero segni di violenza, risultati che non arriveranno prima di qualche settimana. Abbiamo raggiunto al telefono il legale della famiglia albanese, l'avvocato Antonio Petroncini. Siamo di fronte ad un apparente suicidio e si sta cercando la verità, cioè si sta cercando di capire se, come solo a prima vista può sembrare, si è trattato di un suicidio oppure no. Dall'autopsia che cosa è emerso? Sono emerse ovviamente una serie di indicazioni che devono poi essere elaborate da chi ha la competenza tecnica per farlo, perché questo è un mestiere innanzitutto dei medici legali. E intanto continuano serrate le ricerche di Sofia, un territorio vastissimo che gli uomini del soccorso stanno scandagliando metro su metro, da Cornuda a Pederoba, dove il cellulare della 43enne ucraina ha agganciato per l'ultima volta la cellula telefonica. Gli elicotteri stanno sorvelando i cieli del territorio alla ricerca anche di una minima traccia, ma Sofia sembra svanita nel nulla. Sul posto questa mattina è tornato anche il sindaco di Cornuda, che sta seguendo giorno dopo giorno le ricerche. Hanno verificato ormai un'area che ha fatto tutti i colli esolani fino al Monte Tomba, il Monfenera e le cave qua intorno, e veramente hanno fatto un lavoro egregio, tutti i volontari dalla protezione civile al soccorso alpino ai pompieri, però non si trova ancora questa persona. Per tutta la settimana le ricerche continueranno. Intanto sul fronte violenza sulle donne, l'importante conferma che a gennaio nascerà la casa rifugio a Treviso per le donne vittime di violenza.
Le donne vittime di violenza dal prossimo gennaio avranno un luogo sicuro dove essere accolte. Nasce infatti a Treviso la Casa Rifugio, una casa dove proteggere le vittime in modo rapido e qualificato, un rifugio dove ognuna di esse sarà assistita nel modo più adeguato. Gli abusi sulle donne nella Marca sono un'emergenza sociale grave. Solo nel 2017 oltre 120 le donne che si sono rivolte al centro antiviolenza, vittime per larghissima parte italiane. Nella Casa Rifugio, che prenderà il via grazie alla collaborazione con la cooperativa La S e la casa religiosa Domus Nostra, lavoreranno in forte relazione tutti i servizi del territorio pubblici e privati in grado di supportare le donne nell'uscita da situazioni di violenza. E questo è proprio il coronamento di un impegno. Il Treviso, capofila di altri comuni, che vince questo bando regionale davanti ad altre province con un progetto che è stato riconosciuto degno di finanziamento, e con questi 80.000 euro a breve partirà questo supporto essenziale per combattere e contrastare questo fenomeno tremendo che è la violenza contro le donne. Le vittime in questa struttura potranno essere aiutate per denunciare i propri aggressori, anche perché potranno contare sulla massima riservatezza. Grande la soddisfazione dell'assessore alle politiche sociali Roberto Grigoletto. È uno dei progetti che mi stavano più a cuore e che riusciamo finalmente a realizzare. Non vogliamo e non dobbiamo né chiudere gli occhi né girarci dall'altra parte di fronte anche a un solo episodio di violenza perpetrato nei confronti di una donna. Intollerabile anche solo minimizzare o far finta di niente. Torniamo alla cronaca adesso con una terribile tragedia stamane poco distante dal casello autostradale di Vittorio Veneto, dove un 34enne residente a Monastier ma originario di Roncade si è gettato dal viadotto. Non si conoscono per il momento le motivazioni del drammatico gesto. I fatti sono accaduti attorno alle 4. L'uomo ha percorso la 27, poi a un tratto vicino al casello di Vittorio Veneto Nord ha fermato l'auto, l'ha parcheggiata e si è gettato di sotto. A lanciare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto la polizia stradale, i carabinieri e gli uomini del 118. Il corpo dell'uomo è stato trovato poco dopo nella strada sottostante il viadotto. E adesso a Preganziol, per l'incubo vissuto per mesi dal parroco di Preganziol alle prese con una estorsione. I carabinieri di Vedelago li hanno arrestati in flagranza mentre stavano cercando di estorcere quasi 50.000 euro ad un parroco a Preganziol. In carcere sono finiti 2 nomadi, padre e figlio, già noti alle forze dell'ordine, pluripregiudicati. I 2 specializzati nella pulizia e lucidatura di arredi sacri a settembre contattano il parroco. Si accordano con il religioso per sistemare una ventina di pezzi, ad un prezzo di quasi 1 migliaio di euro. Ma ben presto padre e figlio iniziano a pretendere dal sacerdote altri soldi, molti di più di quelli pattuiti, richieste puntualmente accompagnate da minacce. Il parroco, condizionato dallo stato di soggezione che incutono i 2, decide di rivolgersi ai militari dell'Arma. Ieri scatta il blitz, il parroco dà appuntamento ai 2, ma ad attenderli ci sono anche i carabinieri che arrestano padre e figlio. Già nei mesi scorsi i militari di Vedelago avevano denunciato 7 nomadi accusati di truffa nei confronti di una 50ina di parroci del Veneto. A Treviso adesso in città, con la paura delle mamme di un asilo parrocchiale contro una palazzina fatiscente dove denunciano alloggerebbero sbandati e non solo. Fatiscente, con presenze sospette in pieno centro, segnala sia alle autorità competenti. Potrebbe essere questo il tenore del cartello che le mamme dell'asilo parrocchiale di via Stangade a Treviso hanno intenzione di appendere fuori da questa casa di via Oriani. Frequento abitualmente la stradina anche a passeggio la sera col cane e noi abbiamo notato già da fine dell'estate dei movimenti di persone che si aggiravano in zona. Non avevamo mai visto qualcuno entrare e uscire fino a quando l'altra sera ho proprio visto una persona venire fuori dalla casetta disabitata. Mamme che vogliono portare il caso in consiglio comunale. Io sono stato contattato da delle mamme preoccupate che passano di qua più volte al giorno col passeggino i propri bambini e mi dicono a campo abbiamo paura. Presenze di disperati, accattoni e stranieri, forse migranti respinti dalla commissione profughi, descritti così durante le presenze estive. Avevamo immaginato ci fosse qualcuno perché abbiamo visto, oltre a diverse biciclette appoggiate lungo i muri, anche della sporcizia, l'anfratto tra le casette e il palazzone successivo era diventata una latrina a cielo aperto. Mamme che lamentano una generale trascuratezza della zona. La zona oltretutto non è molto illuminata la sera, per cui
veramente si stava facendo rischiosa la situazione. Io personalmente non vedo un vigile passeggiare per le stradine di casa nostra da mesi. Mi sembra ormai doveroso risolvere situazioni di questo tenore. E nell'attesa che il Comune intervenga, la palazzina di Via Oriani arriverà in Consiglio ai 300 per discutere un'ordinanza specifica. Che censisca questo tipo di edifici pericolosi, ma soprattutto non solo pericolosi perché può cadere anche qualche calcinaccio, ma devono contattare i proprietari perché vengono messe in sicurezza, vengono murate le porte. È intollerabile una situazione del genere qua in centro storico a Treviso. Intanto sul fronte casa, stamane manifestazione della CGIL davanti alla sede Ater. Nei giorni scorsi migliaia di inquilini di case Ater hanno ricevuto queste lettere, nelle quali viene chiesto loro di presentare entro il 15 dicembre l'ISEE e ERP, documento necessario secondo le nuove direttive regionali per l'accesso ai bandi di assegnazione degli alloggi popolari, ma anche per stabilire il canone d'affitto. Una cosa improvvisa perché logicamente si fa per dire che richiedono molti documenti. D'accordo con quello già detto, però che non resti una carta sul tavolino. Cioè, se fanno il controllo non è una cosa solo burocratica. Stamane davanti alla sede Ater di Treviso, assemblea pubblica organizzata dallo SPI-CGIL. Se da un lato il sindacato non mette in discussione la scelta di utilizzare questo particolare ISEE come requisito, dall'altro a far arrabbiare la CGIL le tempistiche per la presentazione di una pratica che richiede almeno una decina di giorni. L'obiettivo della maggiore equità lo condividiamo, ma non possiamo mettere in difficoltà le persone all'interno delle case popolari. È inaccettabile che si chiedano a migliaia di persone di fare l'ISEE in 20 giorni, quando i tempi per farli tutti servono almeno 3 mesi, quindi noi pensiamo che la Regione abbia sbagliato su questa procedura. A questo si aggiunge il fatto che il documento richiesto ha una validità di un mese. Un'operazione fatta in fretta e furia per rispondere a esigenze che non si comprendono fino in fondo, con poi la beffa che quell'ISEE scade il 15 gennaio del 2018 e quindi le persone che adempiono alle richieste della Regione si trovano nella condizione di dover rifare tutto. Il sindacato chiede alla Regione di tranquillizzare i cittadini attraverso un comunicato stampa. Quelli che si fanno entro il 15 di dicembre vengono presi come riferimento e che poi, se si vuole allargare la ricerca dell'ISEE per vedere come stabilire i parametri, si faccia un ufficio della Regione qui fuori e si diano, come si dice, la possibilità ai cittadini di essere serviti a dovere. Intanto, a proposito di Regione, domani un tavolo importante, domani mattina, per la sanità con i medici di base, perché si cerca di scongiurare l'arrivo delle prossime serrate degli ambulatori. Ormai la prossima settimana, intanto il timore degli utenti cresce. È un problema abbastanza complicato, bisogna concordare, parlare, dialogare. Tutto appeso a un filo, il filo di un tavolo, quello di domani, per scongiurare il peggio. Regione e medici di base faccia a faccia forse per l'ultima volta prima dell'arrivo della nuova serrata degli ambulatori dal 13 al 15 dicembre. Un nuovo sciopero che, sommato a quello degli ospedalieri del 12 dicembre, rischia di mettere KO l'assistenza medica in 4 giorni di proteste. Anche per questo la Regione ha convocato il tavolo, mentre da più parti le polemiche sulla linea dei medici di base continua ad essere forte. Lo sciopero dei medici e lo sciopero nei servizi pubblici significa sempre disagio per la cittadinanza. Se fai uno sciopero che danneggia i cittadini saranno parte lesa. Tutto questo mentre il dibattito sulla necessità di inglobare i medici di base nelle ULSS continua il suo percorso e trova sponda da più parti, compreso un sindacato come la CGIL che ha più volte ribadito di trovare questa ipotesi come la soluzione a situazioni di questo tipo. Perché se il tavolo dovesse finire con un altro scontro, ci si troverebbe nuovamente di fronte ai disagi già sperimentati un mese fa. Non può fare sopra se c'ha della gente che sta male, insomma, non è giusto. Chi ha bisogno è veramente un povero disgraziato. Penso sia un disagio non da meno perché è una cosa necessaria e dovrebbe essere sempre prestato il servizio medico e non deve mancare, è un diritto e un dovere dal punto di vista dei medici, quindi non trovo giusto questo sciopero. Ecco. Sicuramente è un disservizio alla cittadinanza, quindi bene non è.
A proposito di sanità, venerdì scorso è giunto presso i servizi veterinari dell'azienda ULS 2 marca trevigiana l'esito positivo per influenza aviaria dei volatili presenti in un allevamento di Riese Pio X. Considerato l'elevato rischio di infezione per le altre realtà produttive, scrive in una nota l'ULS, i provvedimenti sono stati immediati e già nella mattinata successiva è stato dato corso all'abbattimento dei capi allevati e alle operazioni di polizia e disinfezione, sia nell'allevamento infetto sia in quello contiguo, per un totale di 15.000 capi tra anatre, faraone e polli. Contemporaneamente il Ministero della Salute ha decretato l'abbattimento preventivo di un altro allevamento sito a Fanzolo di Vedelago in cui erano allevate galline ovaiole funzionalmente collegate a quello di Riese Pio X per altri 12.000 capi, quindi in totale 27.000 capi abbattuti per scongiurare ovviamente il rischio di infezione con altri animali d'allevamento. Torniamo a Treviso adesso, una mattinata difficile per la scuola primaria Manzoni di via Sant'Antonino, con all'arrivo dei bambini che hanno trovato una scuola al freddo per un blocco dell'impianto e quindi molti sono anche tornati a casa. Mancano pochi minuti alle 8, i bambini infagottati per il freddo stanno per entrare a scuola, ma all'improvviso, invece di aprire i cancelli, ad uscire dalla scuola sono le maestre che avvertono i genitori che il riscaldamento è andato in blocco e bisogna attendere. Genitori che hanno dovuto aspettare quasi un'ora fuori con meno 2 gradi. Poi la decisione del dirigente scolastico. Io ho parlato con i genitori e abbiamo detto loro che i ragazzi potevano entrare sapendo che la temperatura si sarebbe alzata entro un paio d'ore. Altrettanto i genitori che invece avessero preferito una temperatura più confortevole avrebbero potuto portare i ragazzini, riportarli entro le 10. Il risultato è stato che i papà e le mamme che dovevano andare a lavoro sono arrivati tardi e molti genitori hanno scelto di riportare a casa i figli. Agli altri piccoli non è rimasto invece che entrare in aula con piumini e giacconi. Non sarebbe la prima volta che si verifica un problema simile alle elementari Manzoni. Relativi a basse temperature o mancato avvio dell'impianto per tempo. Problemi che abbiamo comunque segnalato sia quest'anno sia nello scorso anno scolastico. Immediata la risposta del comune che fa sapere che è una ditta esterna a gestire l'impianto. Ho chiesto e obbligato la ditta a essere da domani presente ogni mattina alle 7 per verificare lo stato dell'impianto e se serve anche di verificare la domenica pomeriggio com'è la situazione per evitare che il lunedì mattina, dopo 2 giorni, la caldaia come in tutte le scuole del resto è spenta, non abbia problemi. Intanto in centro Treviso stamane brutta sorpresa per chi parcheggiava in piazza Borsa con il parcometro fuori uso. Trovare parcheggio in centro a Treviso spesso non è cosa semplice, se però poi si viene baciati dalla fortuna e si trova all'agognato posto libero, può succedere che il parcometro per pagare il park sia in aggiornamento. Come indicato in piazza Borsa da questo cartello, amara sorpresa soprattutto per chi arriva da fuori città e non conosce la zona. Non dovesse avere cos'è il parcometro più vicino però. Ad infastidire i cittadini il fatto che nel cartello appeso non fosse indicato il parcometro più vicino al quale rivolgersi. Siccome la legge non ammette ignoranza, io devo sapere qual è il parcometro più vicino, no? Un inconveniente? Sì, questo, uno dei tanti. APCOA, società che gestisce 56 parcometri in centro storico a Treviso, scusandosi per il disagio, fa sapere che la colonnina verrà sistemata nella mattinata di domani. Era ovviamente Piazza Duomo e non Piazza Borsa. Adesso una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio, telegiornale di Treviso, l'abbraccio di tutta l'avvocatura trevigiana per l'ultimo saluto stamane al collega Mauro Bosco, stroncato da un infarto la notte del 30 novembre scorso, come ricorderete, nella funzione che si è tenuta nella chiesa parrocchiale dell'Immacolata a Monigo, in ricordo dell'uomo, del professionista, sia da parte del sacerdote ufficiante che dei colleghi. Grande il suo senso civico, come la sua generosità nella vita come nel lavoro. La testimonianza è stata nella chiesa, affollata a tal punto che gran parte delle persone ha potuto partecipare alla funzione, ai funerali dell'avvocato Bosco, rimanendo all'esterno della chiesa perché appunto la chiesa era gremita. Ed ora parliamo di chi suo malgrado torna al centro del dibattito sulla questione profughi. Parliamo del professor Antonio Calò.
aveva fatto discutere la scelta della famiglia Calò di ospitare in casa propria 6 richiedenti asilo. Oggi, a 2 anni di distanza, quella scelta viene rinnovata con uno scatto in avanti che ha già fatto discutere. I coniugi Calò, Antonio e la moglie Nicoletta, hanno deciso di andare a vivere dal parroco di Santa Maria del Sile, Don Giovanni Kirchner, così da lasciare la casa di Camalò ai figli e ai 6 migranti, 2 dei quali titolari di permesso umanitario, gli altri 4 con ricorso in attesa di esame. Una scelta articolata dal significato duplice, da un lato l'unione tra la famiglia e il sacerdozio, dall'altro l'autonomia dei migranti, entrambe sotto il denominatore comune dell'accoglienza. Così il professor Calò venne a discorso a 20:10. La mia coscienza gridava da tempo e anche quella di mia moglie, e l'unica cosa che avevamo a disposizione effettivamente per un periodo di tempo abbiamo pensato di dare a disposizione la nostra casa, la nostra abitazione. Sarà un'esperienza che si chiuderà? Adesso non si chiude più perché ormai sono diventati dei nostri figli, però si chiude nel senso che è giusto dare un'autonomia a queste persone e poi ognuno seguirà la sua strada. Autonomia uguale casa, dunque. La traduzione concreta, cioè, di accoglienza e integrazione. Questa almeno sembra essere la scelta della famiglia Calò. Apriti cielo, che l'immigrazione sia un tema spinoso non è certo una novità, ma una scelta così estrema ha attirato un vespaglio di critiche, soprattutto sul web. In carne ed ossa invece le opinioni sono più sfumate. È difficile, tanto difficile rinunciare alla propria autonomia e anche a vedere come va a finire. Evidentemente ha una fiducia nel futuro che noi magari non abbiamo. Una scelta molto, molto forte, difficile però. Secondo me non è una decisione molto saggia. Io non l'avrei fatto per me perché non sono così generosa come è stato lui, bravo. Evidentemente i suoi migranti sono delle persone brave e coraggioso. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento fra pochissimo con 20:10, si parla di banche, l'inchiesta del nulla, ospiti in studio Andrea Arman dell'associazione Don Torta e il professor Francesco Pontelli, economista. E poi subito dopo, 21:15, ritorna a Ring, la politica alle corde, il talk show del lunedì. Si focalizza soprattutto sulla questione autonomia dopo l'inizio della trattativa di venerdì scorso a Roma, ma non è il solo tema ovviamente della serata. Ospiti in studio di Ferdinando Avarino sono Jacopo Berti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, l'onorevole Roger Demenec del Partito Democratico, Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega Nord, e poi in collegamento da Roma alle 21:30 Gianclaudio Bressa, l'onorevole Gianclaudio Bressa, sottosegretario agli affari regionali e alle autonomie, che era al tavolo di Roma con Zaia, e poi alle 22 collegamento con l'onorevole Enrico Zanetti di Scelta Civica. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Pressione in temporaneo rinforzo sul nostro paese e dunque bel tempo anche sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio del 5 dicembre. Sul Veneto cielo sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale, possibili foschie o nebbie mattutine, ma in rapido dissolvimento. Diamo ora uno sguardo all'andamento delle temperature. Le massime saranno comprese tra 6 e 8 gradi, valori notturni attesi tra -3 e 0 gradi. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche sulla nostra regione è presente l'alta pressione, dunque cielo sereno su tutto il territorio, salvo qualche nube sui monti. Temperature massime attese tra 7 e 10 gradi, valori notturni previsti tra -3 e 0 gradi in pianura. Concludiamo con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Anche qui sarà bel tempo, il cielo si presenterà poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Vediamo anche in questo caso le temperature, le massime saranno attese tra i 7 e i 9 gradi, valori notturni sotto zero ovunque. Il mare sarà calmo sulle coste, quasi calmo al largo, i venti deboli da nord-ovest sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci.
Termoidraulica Susin. Se compri una caldaia, in omaggio il condizionatore. Termoidraulica Susin a 0 branco.